Buonasera a tutte e a tutti. Questo seminario odierno fa parte di un ciclo che da tempo l'Istituto, saturo di storia e di politica, ha pensato che bisognasse discutere anche di altro, cioè anche di problemi che sono umanistici quanto mai, ma che vengono da altre competenze. E oggi appunto è una di queste occasioni. Io volevo, prendendo soltanto 2 minuti, volevo leggervi un testo, il testo di un dialogo che ho ricostruito faticosamente, un dialogo avvenuto intorno agli anni '20, cioè quando si incominciò a parlare di plastica, cioè del termine, oltre che della cosa, anche del termine plastica. E il dialogo è il seguente, è brevissimo. Il dialogo è tra San Pietro, che va allarmato dal Signore, e gli dice: Signore, avete visto l'uomo, quel pallone gonfiato, ne combina di tutti i colori e ultimamente si è messo, dice, pure a creare come voi. Il Signore invece, sornione, risponde: sempre lo stesso, borioso, ingrato, tracotante, tra le mie creature la peggio riuscita. Vuoi mettere l'ulivo, il cavallo, il ragno con la sua tela? Ma per curiosità, che cosa ha creato? E San Pietro: una specie di paramateria plasmabile, resistente, e l'ha pure chiamata plastica, facendo il verso a voi che siete il vero e unico plastes è creatore nel greco, è detto del Signore, facendo il verso a voi che siete il vero e unico plastes. Merita una lezione, lo dovete punire, annientare, sterminare. E il Signore: non c'è bisogno, Pietro farà tutto da solo, della sua materia farà un uso così dissennato da affogarvisi dentro e autodistruggersi. Tranquillo Pietro mio, no problem. E così può darsi che non so quanto sia adeguato a questa circostanza, però questa io l'ho ricostruita faticosamente, così come è avvenuto, però negli anni '20. Possiamo fare. Grazie Presidente, grazie Salvatore, e direi che ci siamo, è una perfetta introduzione a questo incontro. Lasciamo fare agli esseri umani e a poco andremo distruggendoci, e siamo sulla buona strada. Quello di cui parleremo oggi è uno dei passaggi più insidiosi. Le materie plastiche, appena citate nel dialogo fra Pietro e il Signore, le materie plastiche ormai non possiamo nascondercele più, le troviamo dappertutto, sulle spiagge, nei mari, sulle montagne, dappertutto, sia come macroplastiche, cioè queste bottiglie abbandonate, questi insiemi di oggetti che hanno esaurito il loro compito e vengono buttati via, oltraggiosamente, devo dire, con un atteggiamento di fatto di distruzione, ma sono almeno grandi, li vediamo, possiamo nuotando evitare di andarci a finire addosso, possiamo scansarli mentre camminiamo, mentre ci sono altre materie che sono di dimensioni più ridotte, sempre plastiche ma di dimensioni più ridotte, e di questo parleremo questa sera. Le micro e nanoplastiche, di cui ci parleranno appunto i 2 colleghi che sono qui accanto a me, micro e nanoplastiche che sono, dicevo, insidiose perché più si scende di dimensioni, più diventano aggressive verso gli organismi viventi. Si insinuano nelle piante, si insinuano negli organismi. Per quanto riguarda gli esseri umani,
sappiamo già che sono in grado di entrare nei circuiti vitali, nel sangue, e superare le barriere degli organi vitali, entrare nel cervello, entrare nel fegato, danneggiare gli organi riproduttivi, cioè tutta una serie di pericoli verso i quali stiamo andando, nei quali già ci troviamo. Si diceva una volta bisogna conoscerli meglio per evitarli, si parlava allora dell'AIDS, però questo è vero per tutti quanti questi rischi che assumiamo. Bisogna conoscerli meglio questi elementi aggressivi verso i nostri organismi per cercare alla peggio, insomma, di evitarli o di prendere dei provvedimenti per non trovarci aggrediti in maniera troppo pesante. Mi fermo qui, ci parleranno di tutto questo, prima il professore Francesco Paolo, per gli amici Franco Lamantia, che è un professore emerito della nostra università e che si è occupato e che è un emerito di materie plastiche, aspetta che me lo dimentico sempre, di tecnologia dei polimeri, grazie, e il professore Marco Parolin che ci parla, Parolini, che scusate, insomma, è troppo inteso per ora questo cognome, diciamo, è facile sbagliarlo. Il professore Marco Parolini dell'Università di Milano, che è un professore di ecologia all'Università di Milano. E io darei la parola al professore Lamantia, che ha dedicato, lasciamelo ricordare, praticamente tutta la sua vita di ricerca alle materie plastiche. Non c'è settore, tranne la sintesi forse. Esatto, tranne la sintesi delle materie plastiche, poi ha diciamo, indagato ogni anche più remoto recesso della tecnologia e della chimica di questi, ma più la tecnologia, devo dire, di questi materiali. Prego, Franco. Intanto ringrazio ovviamente il Presidente dell'Istituto Gramsci per avermi invitato. Ringrazio soprattutto voi, perché negli ultimi anni, quando faccio qualche conferenza o seminario, se sommo l'età di tutti quelli della platea è inferiore alla mia. Per fortuna stavolta no, e questo mi tranquillizza in qualche modo. Non mi tranquillizza il fatto che c'è il professore Silvestri da questo lato del tavolo, io da questo lato, perché è la stessa situazione del settembre 1969, quando mi diede 27 in chimica organica, che ancora grida vendetta, ma non gliene ho mai voluto perché era giovane pure lui allora, quindi Allora, dicevo, intanto materie plastiche, cominciamo da qua. Scusate, ma 3 neuroni ho bisogno di un pizzino che mi ricordi quello che... Ogni tanto posso chiedere se faccio queste strane cose, se fa il mediatore culturale col professore Parolini, pizzino, altre cose, eccetera. No, stavo scherzando. Allora, dicevo, perché materie plastiche al plurale? Perché non esiste la plastica, esattamente come non esiste il metallo. Esiste, come nei metalli non esiste il metallo, esiste l'acciaio, il piombo, lo stagno, il rame, eccetera, eccetera. Le materie plastiche, i polimeri, per fare contento sia chi sintetizza sia chi faceva greco, visto che polimeri significa molti pezzi, eccetera, sono una categoria di materiali molto diverse fra loro. Ci sono tantissimi polimeri. Credo che ne siano stati brevettati più di 10.000. Quelli industriali saranno alcune decine, quelle che noi ci ritroviamo attorno continuamente saranno probabilmente 6 o 7. I film di imballaggio dell'agricoltura si chiamano polietileni, tutte le scodelle, le cose che abbiamo a casa sono di polipropilene, le bottiglie sono di PET, gli imballaggi, quelli che fanno chic perché hanno l'aria dentro, è polistirene e così via. Ognuno di queste cose è un materiale a sé stante ed è diverso dagli altri, è diverso di caratteristiche, altre cose, eccetera. Ora, a me fa molto comodo quello che ha detto
il Presidente poco fa sul dialogo vero o presunto fra le cose, eccetera. Perché è vero, le materie plastiche non hanno mai goduto non hanno mai avuto un grande favore. Intanto sono recentissime. Le materie plastiche sintetiche, cioè i polimeri sintetici, nei fatti nascono dopo la guerra. Ormai non si capisce più qual è la guerra. La seconda guerra mondiale. Il primo 1.000.000 di tonnellate di polimeri, di materie plastiche nel mondo, fu nel 1949. Ci sarà un motivo che fu nel 1949, probabilmente perché sono nato io. I primi 50 milioni di tonnellate sono del 1975, anche qua c'è un motivo, il mio primo articolo sulle materie plastiche è del 75. Ma l'anno scorso ne sono state prodotte più di 430 milioni. Ora, è chiaro che se si producono 430 milioni di tonnellate di un qualche materiale, un motivo ci deve essere. E i motivi stanno lì sopra scritti. Sono leggere, hanno buone proprietà meccaniche, possono essere sia opache che trasparenti, si possono fare oggetti sia flessibili che rigidi, sono ottimi coibenti termici, sono isolanti elettrici, hanno un costo basso e possiamo continuare. Sembrano cose banali, ma leggere significa che se dovete trasportare qualcosa in un imballaggio di vetro o in un imballaggio di plastica, quello in plastica pesa 4, 5, 6 volte meno. E questo non è banale, perché significa che trasportarlo dal posto A al posto B ci vuole energia, benzina, gasolio, elettrica, quello che volete. Significa che se ne consuma molto, ma molto meno. Gli imballaggi in materie plastiche, soprattutto per il cibo, dopo il frigorifero, è l'invenzione più importante per conservare il cibo. E non è banale questo. I coibenti termici permettono di risparmiare sul riscaldamento e sul raffreddamento. Quelli elettrici permettono di fare gli impianti ad alta tensione e così via. Non parliamo di tutto il settore che ha a che fare con la medicina. Io in questo momento ho un catetere infilato dentro. Ringrazio Dio di essere nato dopo il 49, perché se il catetere era d'alluminio non mi sarebbe piaciuto particolarmente, come penso non piaccia a nessuno di voi. Immagino che questo ci faccia capire che un mondo plastic free, come è di moda dire ora, è un mondo che, come dire, regredirebbe di qualche centinaia di anni. Un altro discorso, ovviamente, sono gli abusi, sono le esagerazioni, sono tutto quello che non si deve fare. Possiamo andare avanti? Vabbè, questo è quello che vi ho detto. Io non credo che esista nessun settore delle attività umane che non adoperi materie plastiche, anche quando non lo vediamo. Spesso quello che noi chiamiamo carta c'ha sopra uno strato di polietilene. Andiamo avanti ancora, grazie. Vabbè, questo era per fare un po' di storia, andiamo avanti. Però, esattamente da San Pietro in poi, le materie plastiche non hanno avuto un grande, come dire, feeling con il resto dell'umanità. Io ricordo, probabilmente qualcuno di voi se lo ricorderà, posso dire, un vecchissimo film di prima della seconda guerra mondiale in cui il protagonista era tale Maurice Chevalier, spero che qualcuno se lo ricordi, che per 1 ora e mezzo ci ha provato con Claudine Colbert, e quando lei alla fine gli ha sbattuto la porta in faccia, lui ha detto aveva un pessimo profumo in una bottiglia di plastica. Come se averla ai vetro era meglio. I miei figli, che di plastica si sono nutriti e sono cresciuti grazie a questo, sino all'età di 8-9 anni dividevano il mondo in 2 grandi categorie, quello di plastica e quello di ferro. Quello di plastica era quello che faceva schifo, quello di plastica. Insomma, probabilmente dipende da quello che stava dicendo lui, che è la mia idea. Nei fatti, le materie plastiche sono il primo materiale non creato, non scherziamo, ma che non esisteva. Tutti gli altri materiali esistono sulla Terra. Tutti gli altri materiali sono in qualche modo riorganizzati, rilavorati, risistemati dall'uomo. Le materie plastiche come le intendiamo noi, cioè quelli che vengono dalla sintesi di prodotti petroliferi, sono invece assolutamente assenti in natura. Ma di polimeri in natura ce ne sono tutti quelli che volete, i grassi, temevo io, i grassi, le proteine, il lino, la canapa, eccetera, sono polimeri. Ora, è chiaro
che noi possiamo benissimo vestirci di lino, di lana e di canapa, possiamo mangiare le verdure dell'orto a chilometro a tempo zero, possiamo fare 1000 cose così, ma siamo 8 miliardi. Poter conservare il cibo, poter conservare l'energia e poter vestirsi oggi dipende anche dal fatto che esistono le materie plastiche. Negli anni 90 l'inquinamento era quello di cui parlava all'inizio il professore Silvestri, cioè c'era la bottiglia nella spiaggia e ci faceva schifo. Sempre meglio una bottiglia di plastica che una bottiglia di vetro asciutta su cui non ci mette il piede di sopra in ogni caso, ma era un inquinamento essenzialmente visivo, un inquinamento dovuto non alle materie plastiche, ma a un comportamento incivile, irresponsabile di chi c'è, perché le materie plastiche sono riciclabili, non bene come il vetro, come i metalli, ma sono riciclabili e si riciclano. In Italia vengono consumati ogni anno circa 7 milioni di tonnellate di materie plastiche, se ne riciclano circa 2 milioni e mezzo. Negli anni 10 di questo secolo invece il problema è diventato le emissioni di CO2. Vengono dal petrolio e quindi è chiaro che c'è un problema di CO2. Ora abbiamo fatto un po' di conti. Tutto il ciclo delle materie plastiche influisce intorno al 2,5-3% di tutta la CO2 antropogenica messa nel mondo. Mettiamoci d'accordo sul fatto che la CO2 sia un indicatore di inquinamento di tutto quello che vogliamo. Ci crediamo o non ci crediamo, in questo momento facciamo i conti così. Vale fra il 2,5 e il 3%, abbastanza piccolo, ma ogni ficata di musca è sostanza, quindi anche le materie plastiche dovranno dare il loro contributo e provenire meno dalle materie plastiche. Di quei 430 milioni di tonnellate di materie plastiche, oggi 3-4 milioni o poco meno non provengono più dal petrolio, ma provengono da fonti rinnovabili, essenzialmente canna non quella a cui state pensando, canna quella che c'è nei torrenti, quella che si chiama Arundodonax, certi zuccheri non buoni per l'alimentazione e così via. E ora è cominciato il problema delle microplastiche, che è un problema che è di tutt'altra natura. Se andiamo avanti, se io vi chiedo, avete un'immagine di cos'è la microplastica? Voi pensate un monzello di film, bottiglie, tutto quello che volete. Queste non sono affatto microplastiche. Andiamo avanti. Quindi le microplastiche vengono essenzialmente dal fine vita degli oggetti, non solo, dall'uso e dal fine vita degli oggetti. Quello di cui parlerò io oggi è essenzialmente da dove provengono e perché si formano. Andiamo avanti? Però prima cerchiamo di dare un po' di definizioni, perché altrimenti navighiamo nel vuoto. Non c'è nessuna legge che lo impone, ma la comunità scientifica, e non solo, si è messa d'accordo che chiamiamo microplastiche tutti i pizzudicchi di plastica che hanno dimensioni meno di 5 mm, cioè di mezzo centimetro, che già sono pezzi grossi. In effetti, col nome di microplastiche è meglio definire quelli fra 5 mm e 0,1 mm, che è ancora più piccolo, 0,01 mm. Le altre, quelle ancora più piccole, chiamiamo nanoplastiche. Come diceva il professore Silvestri, a un certo punto là, dal millimetro in giù, noi non le vediamo più, ma dalla decina di nanometri in giù non li vediamo e non le troviamo più nemmeno analiticamente. Ora non so se sono 10 nanometri o 8, 7 o 15 o 1, ma insomma abbiamo difficoltà a trovarle. Probabilmente ci sono nanoplastiche che stanno sotto il nanometro, non è assolutamente impossibile, eccetera. Perché è importante quella che io credo questa divisione? Perché stiamo attenti, qualunque cosa si dica che le dimensioni non hanno importanza, le dimensioni hanno importanza, su questo non c'è dubbio.
ma hanno importanza per fortuna quando sono piccole, così ci possiamo difendere in qualche modo. Perché quando è così piccole le dimensioni, allora sì che entrano in quei cicli di cui parlava il professore Silvestri, cioè allora sì che li troviamo nelle foglie delle piante, negli stomaci non solo nostri ma anche degli animali, li troviamo in circuiti sanguigni, li troviamo nel liquido seminale e così via, perché non c'è dubbio che sono state trovate. Quindi il fatto delle dimensioni ha importanza. La seconda cosa che vorrei sia chiara è la successiva. Vabbè, andiamo avanti perché questo... Ecco qua. Perché si generano? Cioè, perché se io parto da una bottiglia o da un qualunque altro oggetto poi mi ritrovo sti pizzurdicchi di cose così piccole? Sì. Allora, intanto c'è un'altra differenziazione che dobbiamo fare. Esistono le microplastiche volontarie e quelle involontarie, già questa non ce l'immaginavamo. Il fatto vero è che già in molti degli oggetti che tutti noi adoperiamo sono già presenti pizzurdicchi di plastica che sono micro-nano. Ve ne faccio 4-5, i dentifrici, le creme, come si chiamano, scrub, altre cose eccetera. E tante altre cose di questo tipo. Cosa hanno sostituito? Hanno sostituito una serie di cose naturali, tipo per esempio le argille, che venivano usate normalmente prima. Però queste costano di meno, ne puoi definire perfettamente le dimensioni, eccetera, eccetera, sono molto più facili, eccetera. C'è la differenza, insomma, fra un integratore e un medicinale. L'integratore funzionerà come la stessa molecola sintetizzata, però ho difficoltà a concentrarla bene, ad avere esattamente la stessa concentrazione e così via. In tutto quello che c'è. Su questo è chiaro che si può intervenire. Ancora una volta dipende dai paesi e dalla policy di singoli paesi. In Europa, per esempio, entro qualche anno non si potranno più usare queste cose in dentifrici, in prodotti di bellezza, cosa per pulire le scarpe, insomma in tutta questa roba non si potranno più usare. Poi ci sono quelle che si chiamano involontarie, e involontarie significa si generano anche se io non voglio o non so che si generano. In qualche caso si generano anche se io faccio finta di non sapere che si generano. Quali sono i meccanismi più importanti? Intanto l'attrito e l'abrasione. Ci sono oggetti fatti in materie plastiche che per il loro utilizzo fanno attrito e vengono a contatto continuamente con superfici che ne strappano via particelle piccole in continuazione. Questo lo facciamo tutti noi continuamente, come vedete. Ci sono problemi di degradazione e frammentazione. Le materie plastiche purtroppo, esattamente come noi, soffrono il sole. Il sole, come si dice, li degrada, li infragilisce. Se voi tenete un sacchetto qualunque o un pezzo di film qualunque nel vostro balcone 24 ore al giorno, 12 ore di sole, e ci andate dopo un mese, 2 mesi, lo pigliate in mano e lo stringete, vi si distruggerà tutto in peggine pezzetti. Questo è un processo che si chiama di fotoossidazione, di degradazione, ed è l'inizio della formazione di queste microplastiche. E infine c'è un'altra cosa che si chiama perdita incuria. Dice, ma io non me le perdo le microplastiche. Non è vero invece. Voi non sapete quanto microplastiche si sono formate durante il Covid senza che noi lo sapessimo. Fra poco lo vedremo. Allora, questi sono dati che ci ha dato una commissione europea, si chiama ECA, mi sembra, quella della chimica, che ha provato a fare un poco di conti sui pochi dati che ci sono, molto ballerini se volete, ed estremamente, come dire, con tolleranze estremamente larghe, per dirci da dove vengono queste microplastiche. Bene, sarà strano, ma il primo, virgolette, fornitore di microplastiche sono le vernici. Perché già nelle vernici spesso ci sono
particelle di microplastica. La seconda perché comunque ormai sono quasi tutte a base di una qualche materia plastica, perché stiamo attenti, le materie plastiche non sono soltanto solide, sono anche liquide. E quando noi durante il Covid abbiamo ridipinto case, staccionate, eccetera, eccetera, ogni volta che pigliavamo il pennello e lo pulivamo, sparavamo nell'ambiente tutte le microplastiche che erano nel pennello. Questa cosa di qua è così accettata da chi fa vernici, che è benissimo, che stanno lavorando ampiamente su vernici che non hanno questo problema. Ma soprattutto molte case di vernici, quando andate a comprare la vernice c'è scritto da qualche parte: state attenti a lavare il pennello come lo lavate. La seconda cosa è un'altra cosa che noi facciamo regolarmente e non ne siamo consapevoli, e sono i pneumatici. I pneumatici noi li chiameremmo gomme, ma le gomme sono materie plastiche, sono polimeri. E non c'è dubbio che il fatto che si consumi non significa solo che le canciano ogni tanti anni e devo pagare, significa che tutto quello che si è consumato è finito nell'ambiente sotto forma di micro e nanoplastiche. Chiamatele pure micro e nanogomme, non cancia niente, sempre un polimero è. Tre sono i pellets. Cosa sono i pellets? I pellets sono la forma con cui i sacchi di materia plastica arrivano alle aziende che li trasformano in oggetti. Sono granuli di varie, come dire, forme geometriche. Questa roba di qua, quando vengono passate da un camion a un altro, da una tramoggia a un'altra e così via, si perdono. E quando si perdono, sotto l'azione, poi vedremo, del sole, eccetera, diventano microplastiche. E ancora ci sono gli abiti. Ogni volta che noi abbiamo un abito non fatto di lino, di lana, di cotone, di canapa e così via, la mettiamo in lavatrice, l'azione dell'acqua e di tutto quello che serve per pulire, ma la stessa cosa se lo fate a mano, ovviamente, porta a mare tante microfibrille. Le fibre sono quelle tessili di cui sono fatte queste cose. Microfibrille ancora più insidiose, perché magari sono lunghe, ma hanno diametri ancora più piccoli di quelli che abbiamo visto. Questo numero di qua, che ancora sembra piccolo, ma sono 60.000 tonnellate, sta crescendo enormemente da quando purtroppo esistono una serie di siti dove è possibile comprare abiti a 3,50 € che vengono restituiti immediatamente perché uno non lo vuole, e quando vengono restituiti nessuno li rimette nel ciclo, vengono bruciati o eliminati sotto qualche forma. Ogni giorno si parla di oltre 10 tonnellate di questi abbigliamenti che nel sud-est asiatico vengono eliminati in questo modo. Tutta questa roba diventa microplastica e nanoplastica, a parte CO2 e fumi vari. Un'altra cosa, quando mettiamo nella lavatrice la capsula con dentro il detersivo, quella capsula, ovviamente sbattuta dall'acqua e da tutto il resto, produce microplastiche. Come vedete, là, le bottiglie, i film, eccetera, non ci sono, perché il processo di generazione, come vedremo, di microplastiche e nanoplastiche da oggetti grandi, quelli che noi usiamo e buttiamo irresponsabilmente in giro, è un processo lungo e quantitativamente trascurabile rispetto a quello che c'è qua. Cioè se noi troviamo nell'ambiente 600.000 tonnellate di microplastiche e nanoplastiche provenienti dalle vernici, quelle che troviamo provenienti dalle bottiglie, dai film, eccetera, sono meno di 5.000 tonnellate. Quindi l'80%, fra il 75 e l'80% di tutto quello che noi vediamo e misuriamo nel sangue, eccetera, 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 proviene da questa roba di qua. Come fa a provenire? E qua è facile. Tutte queste cose vengono da quel primo processo, quello che abbiamo chiamato attrito, abrasione e così via. Nella cosa successiva, sempre
Ecco, vabbè, questo ovviamente è come l'abrasione delle cose, andiamo avanti. Questo ve lo risparmio, però serve semplicemente a dire i raggi del sole sono energia. Le energie rompono queste molecole reagiscono con l'ossigeno, creano tutta una serie di radicali e tutta una serie di composti tali che infragiliscono tanto l'oggetto che quello che si chiama la sua tensione a rottura e l'allungamento a rottura, cioè voi li pigliate e vi diventano polvere nelle mani nei fatti. Attraverso questo processo, che è un processo di fotoossidazione, andiamo avanti, quelle particelle che sono più grosse a poco diventano più piccole. Metteteci il vento, metteteci l'azione di dilavamento delle piogge, metteteci tutto quello che volete, a poco queste particelle che sono fragili rapidamente diventano ancora più piccole e rapidamente entrano nel mondo delle microplastiche e nanoplastiche. Ho fatto il bravo come tempo, sì? Grazie. A questo punto è chiaro che bisogna dire che fare, su questo non c'è dubbio. Lo dicevo solo come tempo sinora, no? Vabbè. Allora, intanto tutte quelle volontarie si possono eliminare, su questo non c'è dubbio. Esistono già direttive, almeno in Europa, poi ancora una volta purtroppo le microplastiche non hanno il passaporto, per cui faccio una piccolissima parentesi. Alcuni anni fa, un paio di anni fa, ho cercato di montare un progetto che spero si concretizzi ora, per cui i pescatori che vanno nel canale di Sicilia, stretto di Sicilia si chiama, nello stretto di Sicilia a pescare, e ormai non pescano più né gamberi né acciughe, pescano essenzialmente bottiglie, cose di questo tipo, quando le riportano a riva, quando riportano le cose eccetera, anziché buttarle di nuovo a mare, possano entrare nel circuito dei rifiuti solidi urbani e quindi ci sarà un consorzio che li riciclerà. Si è già fatto in un paio di altri porti, stiamo cercando di farlo fra Mazara e Sciacca anche qua. Bene, se andate a guardare le bottiglie, eccetera, hanno quasi tutte etichette arabe, perché tutta questa roba arriva fondamentalmente dai grandi fiumi. Cioè il mare è invaso da materie plastiche macro, micro, meso, eccetera, eccetera, perché i 6-7 grandi fiumi del mondo portano queste grandi bottiglie. Il Nilo sta riempiendo questa cosa di qua. Quindi sicuramente la prima cosa volontaria, la seconda sarebbe non gettare tutto fuori, ma quello dipende da noi. Ovviamente ridurre gli oggetti monouso, e questo è uno dei grandi impianti di tutta il sistema plastica e ambiente. Quando è stato una dozzina di anni fa in Italia e in alcuni paesi europei è uscita la legge per cui i sacchetti non dovevano più essere fatti di materie plastiche ma biodegradabili, eccetera. La ratio di quella legge, in cui in qualche modo ho contribuito, non era di fare i sacchetti biodegradabili, era di consumare meno sacchetti, e la ratio ha funzionato, perché da quell'anno a oggi la quantità di sacchetti che si usano nei supermercati è quasi dimezzata. Il problema è che ancora il 30% di quei sacchetti sono fatti in materie plastiche di sintesi, perché ovviamente se andate a Ballarò o dal vostro pescivendolo il sacchetto biodegradabile non ve lo danno di sicuro. Anche quelli monouso c'è stata una direttiva un po' più rapida, molto confusa la direttiva SUP, per cui eccetera eccetera eccetera, per cui se lo spessore è più di 60 micron si possono fare ancora in materie plastiche, perché più di 60 micron si può mettere in lavastoviglie per lavarlo e riusarlo, non lo usa nessuno naturalmente, eccetera eccetera. Però anche quello sta diminuendo, cioè da quando c'è la direttiva SUP il 20% meno di monouso si sta usando. Sì, ora grazie a Trump stiamo riequilibrando le cose, insomma, questo è chiaro. Il problema è che io mi occupo di polimeri biobased e biodegradabili, quindi non mi sta facendo un favore in questo momento. Allora, quello che volevo dire su questa cosa è che però su questo bisogna anche stare molto attenti. Io ho visto, mi hanno portato cannucce fatte con i materiali più ignobili,
che non possono essere usati solo perché non sono di plastica. Tutti i piatti di cellulosa, spesso i bicchieri di cellulosa che ora con molto senso ambientale noi compriamo, eccetera, quasi tutta quella cellulosa viene dal sud-est asiatico, dove non c'è nessun tipo di controllo. Quindi dove mangiamo e dove beviamo, meglio un onesto bicchiere di polipropilene che poi va riciclato. Quello non c'è dubbio, però il vetro pesa 5 volte, costa 8 volte, se si rompe è un problema. Dopodiché è chiaro che tutta questa roba va ridotta, e si sa, ma la stiamo riducendo in Europa, negli Stati Uniti non si sta riducendo. Paradossalmente si sta riducendo in Cina, perché in Cina stanno diventando i più grandi produttori di polimeri bio-based e biodegradabili, e quindi ovviamente sta incrementando questa frazione. È chiaro che bisogna incrementare il riciclo, bisogna incrementare l'uso di plastiche biocompostabili. Le plastiche biocompostabili stanno uscendo, sono fuori da tutte le direttive europee sulle microplastiche, perché anche se forma la microplastica si composta nel suolo o comunque è compostabile. E infine, ovviamente, bisogna ridurre i tre grandi pilastri su cui si basa sta cosa, e cioè pneumatici, tessili e vernici. Pare che dei ricercatori cinesi hanno trovato delle piante che stanno inglobando microplastiche e nanoplastiche, quindi questo forse, come dire, è vero che aveva ragione il buon Dio, si rovinano da soli, però io credo molto nel sistema di riequilibrio quando le cose sono esagerate, per cui in qualche modo la natura sono sicuro che ci darà una mano anche in questo caso. E penso di avere finito con questo. Grazie. Intanto ti ringrazio molto perché hai osservato i tempi in maniera che direi lodevole, più che apprezzabile, ma ti ringrazio, meno male, insomma, te sei dimenticate, e in ogni caso ti ringrazio, ci hai dato un panorama da dove nascono e come vanno. Naturalmente c'è questo problema di questi sacchetti compostabili, eccetera, eccetera, che poi vengono mandati in giro come se fossero biodegradabili, come se fossero, diciamo, plastiche normali, e poi nasce un conflitto, perché a un certo punto l'uno o l'altro darà delle microplastiche diciamo in maniera convenzionale oppure in maniera nuova, ma in ogni caso non ci difenderà dalle microplastiche. Non so se tu sei d'accordo. Insomma, questo no, perché quelli compostabili qua il discorso è diventa un po' più tecnico. Esistono una serie di materie plastiche che non solo provengono da fonti rinnovabili, quindi non hanno il problema dello CO2, ma sono, come si dice, ok soil, cioè purché arrivino sul suolo a temperatura ambiente, eccetera, eccetera, diventano compost. Che cos'è il compost? Nessuno lo sa, non è un fertilizzante come si dice, è un emendante del terreno, ma visto che siamo in un periodo di desertificazione pauroso, il compost, che è quello che si fa dalla frazione organica che noi mettiamo da parte nel sacchetto, eccetera, è la polpa del riciclo, cioè il guadagno di chi fa il riciclo di tutti i materiali lo ha proprio dal compost. Il 7% dell'attuale compost che si fa in Italia viene già dai sacchetti biodegradabili, cioè perché se noi facessimo bene la raccolta differenziata e l'umido lo mettessimo in un sacchetto compostabile, va in un impianto a compostaggio, c'è addirittura un consorzio nazionale che fa questo lavoro, si chiama Biorepack, eccetera, eccetera, che raccoglie proprio questo. Questo va là, dovrebbe essere tutto compostabile. Oggi già il 7% di tutto il compost italiano proviene da sacchetti biodegradabili. Se invece noi il sacchetto biodegradabile lo usiamo per altre cose, lo mettiamo altrove, e il sacchetto di plastica normale lo usiamo per la frazione organica, creiamo un problema, perché siccome quando si arriva in impianto devono toglierli i sacchetti non biodegradabili, assieme ai non biodegradabili tolgono pure i biodegradabili,
e quindi facciamo un doppio danno. Comunque, quelli che vanno a compostaggio sono sicuramente compostabili, quelli che restano nell'ambiente, la maggior parte dei polimeri compostabili sono ok soil e si compostano nel terreno. Va bene, era esattamente quello che volevo dire, infatti. Va bene, passiamo adesso a chiedere la parola, dare la parola al professore Marco Parolini, che intanto lo ringraziamo perché, essendo molto giovane, abbassa l'età media di questo tavolo. Io la alzo moltissimo, però il professore Parolini un piccolo contributo, certo non ti aspettavi. Sono giovanile, non giovane. Vabbè, hai un aspetto giovanile, almeno così davanti al nostro pubblico sembra che tu possa abbassarlo. Il professore Parolini si occupa nella sua attività scientifica dell'ambiente e dal punto di vista della cultura, dell'ecologia degli ambienti, ha un'attività sulla valutazione ecotossicologica per valutare la presenza, il destino e la tossicità di contaminanti ambientali per ambienti acquatici e per ambienti terrestri. Marco, a te la parola. Grazie mille. Posso evitare di usare il microfono? Devo vergognarmi fino in fondo? Ok, prendo il microfono. Buonasera a tutti, grazie mille per l'invito, professor Silvestri. Ho apprezzato veramente tanto l'invito, grazie all'Istituto Gramsci, grazie anche all'introduzione fantastica del professor Lamantia, perché mi ha risparmiato tante cose da dire e quindi potrò usare tutti i miei 30 minuti e non più per fare un po' di terrorismo. Nel senso, io oggi voglio portarvi una presentazione fatta quasi esclusivamente di immagini per far vedere effettivamente quanto le plastiche possono rappresentare un problema ambientale. Detto che io parto sempre da questa idea che senza la plastica noi non potremo fare tantissime attività che attualmente noi nella quotidianità svolgiamo in maniera estremamente usuale. Sono, ahimè, abituato negli ultimi anni a fare queste presentazioni a due voci, quattro occhi e così via, con un collega chimico. Solitamente io faccio coppia con un chimico dei polimeri che si occupa di sintesi delle materie plastiche e ogni volta nella prima parte della sua presentazione elogia tutti i grandi vantaggi delle plastiche, omette sempre quello che invece ha fatto il professor Lamantia, ossia tutti i problemi legati alla degradazione, frammentazione e rilascio delle plastiche in ambiente. Quindi a me tocca sempre fare il poliziotto cattivo e cercherò di farlo anche in questo contesto. Volevo partire da un numero, sono un ecologo e di conseguenza volevo cercare di dare e quantificare quello che è l'ammontare di plastica che noi ogni anno produciamo. 400 milioni di tonnellate è la quantità di plastica prodotta nell'ultimo anno. Sappiamo tutti che è un numero roboante, ma mi serve un esempio più tangibile per far capire quanto effettivamente sia enorme questo numero. Ho provato a dare un esempio zoologico, ossia ho preso l'animale più grande presente sul globo terracqueo, la balenottera azzurra, peso di un individuo adulto medio 150 tonnellate. Quante balenottere azzurre servirebbero per raggiungere l'ammontare di 400 milioni di tonnellate? 2.666.666. Quante sono le balenottere azzurre presenti nei nostri mari? Tra 10 e 12.000 stimate, quindi esempio non calzante. Provengo da Milano, come si denota lievemente dal mio accento, e di conseguenza qual è l'icona di Milano? Il Duomo. Quanti Duomi di Milano servirebbero per raggiungere questo quantitativo? 1230, quindi la quantità di plastica che viene prodotta ogni anno è enorme. Ho cercato di contestualizzare con un edificio di Palermo, non ho trovato nessun peso degli edifici caratteristici della città, me ne duole. E se ne mancano 100 milioni. Esattamente. Quanti Duomi? Quindi di plastica ne produciamo tanta, perché ci serve oggettivamente. Qual è il destino della plastica? Sostanzialmente, qualora noi fossimo virtuosi, e devo dire che come Italia noi siamo un paese virtuoso per il riciclo della plastica, questo sarebbe il suo destino finale, quindi riciclare. Tutta la plastica potenzialmente riciclabile, solamente 4 polimeri vengono riciclati bene, tutto il resto che fine fa? Dipende. Una parte veniva conferita in discarica, ma questa è una pratica che praticamente è quasi abbandonata.
Una buona parte va in recupero energetico, quello che viene definito termovalorizzazione, quindi bruciamo la plastica per generare energia. Il problema di cui invece voglio parlare oggi è tutto quello che va a finire in ambiente, in maniera volontaria o involontaria. Dobbiamo parlare di microplastiche, ma prima di parlare di microplastiche dobbiamo parlare di macroplastiche, perché abbiamo visto come una delle principali fonti di microplastiche sono la frammentazione degli oggetti di grandi dimensioni. Quindi parliamo di macroplastiche. Quando si parla di macroplastiche, la prima immagine che ci viene in mente è quella delle grandi isole di plastica che sono presenti all'interno dell'Oceano Pacifico, nate come due isole separate, unitesi in un'unica isola, di profondità di circa stimata 30 metri, che superficie hanno? 2,6 milioni di chilometri quadrati. Servirebbero 8 Italie per coprire la superficie dell'isola di plastica presente all'interno dell'Oceano Pacifico. Un'estensione enorme. Anche nel nostro Mar Mediterraneo non possiamo fare a meno di una nostra isola di plastica, fortunatamente è molto più piccola, anche se è stato stimato che nel Mar Mediterraneo ci sia un'isola di plastica che è composta da più di 1 milione di tonnellate ed è presente sostanzialmente in fronte all'arcipelago toscano. Quindi la prima rappresentazione manifesta della contaminazione da plastica è nei mari, negli oceani. Capita a tutti di camminare lungo la battigia, una volta si raccoglievano vongole, arselle, chi più ne ha più ne metta, adesso si raccolgono rifiuti plastici. Le nostre spiagge sono invase da plastica. Non so come siano i rapporti tra voi palermitani e i catanesi, pessimi probabilmente. Riporto solamente 2 fotografie inesistenti, perfetto. Li mettiamo in cattiva luce, nel senso che queste sono 2 immagini che ho scattato durante la vacanza di 2 anni fa, quando durante una giornata di mare mosso ho imposto ai miei figli di fare un transetto, quindi raccogliere plastica per fare un lavoro scientifico. E sostanzialmente quello che si va a denotare è che le nostre spiagge sono piene di plastica, di tutte le dimensioni, di tutti i tipi, grandi, piccole, piccolissime. Questa è un'immagine scattata a Lanzarote. Tantissimi pezzettini di plastica di dimensioni comprese tra i 5 10 millimetri e sotto, derivanti da tante sorgenti differenti. Sulle nostre spiagge i rifiuti plastici più frequenti sono i mozziconi delle sigarette, anche perché ricordiamoci che il mozzicone della sigaretta stesso è acetato di cellulosa, che è un polimero naturale, naturale, riconducibile in parte ai polimeri plastici. Seminaturale. Al secondo posto ci sono i frammenti non riconducibili ad alcun oggetto e al terzo posto sono i tappi delle bottiglie. Tappi delle bottiglie che adesso in teoria dovrebbero diminuire, visto che tutte le bottiglie hanno il tappo che non si può più togliere dalla ghiera. Motivo per ridurre la dispersione in ambiente e anche per gestire il riciclo di questi tappi che sennò venivano persi. Da dove arrivano le plastiche che giungono negli oceani? L'80% deriva dall'entroterra, quindi dai fiumi. 4 immagini prese a spot, fiume Po, fiume Sesia, dove abbiamo lavorato per lungo tempo. Anche i nostri fiumi sono invasi da plastiche. Come dicevano gli antichi greci, pantarei, tutto scorre e di conseguenza le plastiche sono leggere, galleggiano e vengono trasportate facilmente dai fiumi. È un periodo in cui viviamo in un contesto di cambiamento climatico, dove si parla tanto di siccità, ma anche di eventi estremi e di inondazioni. Non è inusuale vedere come le inondazioni risospendano anche tutte quelle plastiche che possono andare a depositarsi sul sedimento di corsi d'acqua e di conseguenza sono plastiche che noi non vediamo, sono una contaminazione negletta, ma risospesa contribuiscono a far raggiungere questi materiali anche al mare. Da dove nascono i fiumi? Il programma della terza elementare che ho ripassato settimana scorsa con i miei figli derivano dalla fusione delle acque dei ghiacciai piuttosto che da delle sorgenti. Ecco, lo studio delle plastiche, della contaminazione da plastica in ambiente montano è stato uno dei nostri cavalli di battaglia, nel senso che tantissimi ricercatori hanno studiato la presenza di plastiche di grandi e piccole dimensioni in mare, alcuni l'hanno studiato
nei suoli urbani piuttosto che agricoli, molti li hanno studiati nei fiumi, nei laghi, quasi nessuno li ha studiati in montagna, perché spesso e volentieri gli ambienti montani sono considerati come dei luoghi pristini, incontaminati, e non lo sono. In secondo luogo perché è un pochettino più semplice e comodo andare al mare a fare i campionamenti piuttosto che scarpinare ore e ore e raggiungere le vette delle montagne. Ma noi abitiamo a Milano e di conseguenza ci è comodo sostanzialmente, è molto più comodo andare in montagna piuttosto che andare al mare. In montagna la plastica è presente perché può raggiungere questi ecosistemi in maniera involontaria o volontaria. Si sprecano gli esempi di rifiuti di plastica nascosti sotto le fronde, sotto i sassi, e quello che mi domando sempre è: ma per quale motivo un alpinista, un escursionista si porta nello zaino una bottiglia da 1 litro piena che ha un peso e non vuole riportarsi a valle la stessa bottiglia che pesa 1000 volte di meno? Dal punto di vista dell'educazione ambientale questo è un paradosso estremo, ma purtroppo non ho ancora trovato una soluzione. Queste sono alcune immagini di plastica trovate in alta quota, possiamo trovare veramente di tutto. Bastoncini del Ciupa Ciupa, Cima di Solda è alta 3.400 metri sopra il livello del mare. Ghiacciaio del Cedec 3.200 metri sopra il livello del mare. Questo è uno delle fantastiche confetti, paillette di coriandoli che vengono utilizzati durante gli addii al celibato, i matrimoni, le feste di laurea. Come ci è arrivato a 3.200 metri? Trasporto atmosferico. La foto in alto è una cosa un po' particolare, è il contenitore di un test di gravidanza. L'abbiamo trovato a Passo Fedaia, sostanzialmente ai piedi della Marmolada. Non ci facciamo domande. È un posto romano. Discretamente. L'ultima immagine invece l'abbiamo immortalata dopo la raccolta di campioni di microplastiche ai piedi del ghiacciaio Fellaria, Alta Malvalenco, Alta Lombardia. Abbiamo trovato le suole degli scarponi, non c'era traccia dell'alpinista, non l'abbiamo neanche cercato, ma siamo sempre speranzosi che sia tornato a piedi scalzi alla sua automobile. Quindi anche le plastiche raggiungono ecosistemi che idealmente non dovrebbero essere raggiunti dalle plastiche. L'uomo fa raggiungere dalle plastiche. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Siamo sempre noi i problemi fondamentalmente. La plastica però può essere usata anche in maniera virtuosa. È un'immagine scherzosa, però oggettivamente possiamo trovare il nostro Paguro che usa un connettore dei tubi come la sua piccola casa, ci sono dei crostacei che usano le bottiglie di plastica galleggianti come dei fantastici vascelli per essere trasportati a lunga distanza, ci sono anche questi pesciolini che usano plastica per deporre le proprie uova e come nido. L'immagine in alto a destra rappresenta quello che sembra un cilindro di plastica da cui spunta la testa di questo pesciolino. Questo pesciolino si chiama panzarolo ed è il pesce più piccolo delle acque dolci italiane ed è un endemismo, una specie unica della pianura padana, a rischio di estinzione, ma poco, come quasi tutte le specie oggettivamente. Che oggetto di plastica è secondo voi? Non è un tubo, è una cartuccia da caccia. Cartucce da caccia che hanno un diametro perfetto affinché questo pesciolino ci si infili, la femmina depone le uova, il maschio entra e le protegge e nessuno va a predarle. Questi pesciolini vivono esclusivamente nelle acque sorgive, che sono praticamente immerse all'interno di un contesto agricolo dove è ancora attiva la caccia, sia legale che illegale, e le cartucce in plastica vengono utilizzate in maniera virtuosa. Immagine scherzosa, anche se in verità, senza toccare la sensibilità di alcuno, la plastica solitamente è associata a effetti negativi nei confronti degli organismi, sia per aggrovigliamento, si sprecano gli esempi in mare di reti da pesca abbandonate e chi più ne metta, sia per ingestione. Spesso e volentieri gli organismi marini confondono quelle che sono le buste in plastica come se fossero delle meduse, se ne nutrono e a causa della persistenza di questi polimeri creano occlusione intestinale, inedia e conseguentemente la morte.
Gli effetti negativi delle macroplastiche su cetacei piuttosto che organismi marini di grandi dimensioni sono oramai conclamati. Anche sulle testate giornalistiche spesso e volentieri appaiono notizie che riportano trovato delfino spiaggiato con 5 kg di buste di plastica negli stomaci. Quello che però succede è la degradazione, la frammentazione, la riduzione di questi oggetti di grandi dimensioni a creare quelle che sono le microplastiche, che ho definito come un'esposizione variegata e inclusiva. Perché variegata? Perché, come ha introdotto precedentemente il professor Lamantia, i polimeri plastici sono tantissimi e ogni polimero che genera un materiale plastico può rilasciare microplastiche. Inclusiva perché? Perché le plastiche di grandi dimensioni creano effetti negativi generalmente a organismi di grandi dimensioni con cui possono interagire, ma le microplastiche, essendo più piccole, più facilmente trasportabili, più facilmente ingeribili, possono andare a interagire con tutti. Quindi non c'è alcun essere vivente, dal protozoo di pochi micrometri allo squalo baleno o alla balenottera azzurra, che passi indenne all'esposizione alle microplastiche. La domanda che dobbiamo porci adesso è: quali sono i rischi per l'ambiente legati alle microplastiche? Cerco di fare una panoramica, ossia, prima di andare a definire quelli che sono i rischi, andiamo a valutare quale effettivamente è la presenza di microplastiche nei nostri ecosistemi. Citando il Manzoni, passeremo dalle Alpi alle piramidi, quindi andremo a vedere innanzitutto come le microplastiche siano presenti dappertutto, da ecosistemi insospettabili a ecosistemi in cui in verità ce le aspetteremo e come. È un duro lavoro. Oggi sono piacevolmente a Palermo, toccate fuga, però solitamente il bello di un ecologo è che può scegliere il luogo dove andare a campionare, dove può andare a fare le sue ricerche, e tendenzialmente cerchiamo luoghi che non sono gli scarichi degli impianti di depurazione piuttosto che le fabbriche, cerchiamo di andare in posti belli. Quindi la nostra ricerca delle microplastiche spazia dai ghiacciai fino al mare, quindi dalle Alpi alle piramidi, dove quello che andiamo a fare è cercare di identificare la presenza e la tipologia di contaminazione alla microplastica per andare a stimare il rischio, uno, per gli organismi che vengono in contatto con queste particelle, due, per l'uomo, perché anche noi siamo degli organismi immersi all'interno del nostro ecosistema ed esposti continuativamente alle microplastiche. Partiamo dai ghiacciai. Noi siamo stati i primi a interessarci alla contaminazione da plastica sui ghiacciai e abbiamo sfruttato la pandemia, o meglio abbiamo sfruttato il permesso concessoci dal magnifico rettore, che per scopi prettamente scientifici ci ha consentito di fuggire dalla famiglia, dai figli bloccati a casa e andare a unire la nostra passione al nostro lavoro, ossia la montagna e la ricerca scientifica. Quindi abbiamo iniziato a censire quelle che era la presenza di microplastiche sui ghiacciai alpini. Nessuno l'aveva mai fatto e di conseguenza abbiamo dovuto fare questo primo lavoro con estrema attenzione, perché il materiale tecnico per l'alpinismo è composto da polimeri plastici e di conseguenza noi non dovevamo andare a portare la plastica o sovrastimare l'esposizione. Di conseguenza abbiamo dovuto cercare di fare il campionamento il più plastic free possibile. Sembra impossibile, ma ci siamo riusciti. La sagoma lì riportata non è altro che quella del professor Andrea Franzetti, microbiologo dell'Università di Studi Milano Bicocca, che si è prestato a sua insaputa al pubblico scherno, ossia lui è stato denudato da tutti i suoi dall'abbigliamento tecnico, è rimasto vestito solo di canottiera in cotone, mutande in cotone, calze di lana, un camice da chirurgo in cotone e in barba a tutte le sicurezze sul ghiacciaio l'abbiamo fornito di una calzatura un po' particolare, dei fantastici zoccoli in legno da olandesina. Dimentichiamoci la sicurezza sul ghiacciaio, ma quantomeno non abbiamo portato noi le microplastiche sul ghiacciaio stesso. Raccolto il campione, l'abbiamo processato in laboratorio e abbiamo effettivamente isolato diverse tipologie di particelle di dimensione microscopica, di forme differenti, prevalentemente fibre,
che avevano contaminato il detrito sovraglaciale del ghiacciaio dei Forni e poi, come vedremo tra poco, anche di altri ghiacciai. Quali sono i polimeri più rappresentati all'interno della nostra contaminazione? Poliestere e poliammide. Per quale motivo? Forma prevalente sono le fibre, poliestere e poliammide sono i due polimeri che compongono i capi d'abbigliamento e di conseguenza vuoi per abrasione di tessuti tecnici che per trasporto atmosferico, quelli sono finiti sui ghiacciai. Il passo successivo è stato cercare di capire se l'impatto antropico, quindi la frequentazione da parte dell'uomo dei ghiacciai, incidesse in maniera sostanziale sulla contaminazione da microplastiche di questi ecosistemi. Abbiamo quindi identificato 3 ghiacciai con potenziali sorgenti di contaminazione differenti, 2 ghiacciai in cui, che erano frequentati esclusivamente da alpinisti esperti, quindi dovevano voler proprio andare lì rischiando la vita per raggiungere le vette che torreggiavano il ghiacciaio stesso, oppure trasporto atmosferico, ma questo è comune a tutti i ghiacciai, e un ghiacciaio in cui, oltre al trasporto atmosferico, la pressione antropica era determinata dalla presenza di impianti sciistici. Ghiacciaio dello Stelvio, giusto per intenderci, dove lo sci è praticato sia in inverno ma anche d'estate. Quello che abbiamo osservato, come era lecito attendersi fondamentalmente, è che la contaminazione da microplastiche presente sul ghiacciaio dello Stelvio era molto più elevata rispetto a quella degli altri 2 ghiacciai, a testimonianza del fatto che la presenza di attività antropica, vuoi che sia sci piuttosto che turismo invernale e estivo, contribuisce a quella che è la contaminazione di questi ecosistemi pristini. La domanda che adesso poi ci siamo posti è: siamo sempre in un contesto di cambiamento climatico, qual è la principale manifestazione del cambiamento climatico in ambiente montano e glaciale? La fusione dei ghiacci. I ghiacciai si stanno contraendo, stanno riducendosi di estensione, di volume, stanno generando acque di fusione. I ghiacciai sono dei fantastici frigoriferi che accumulano al loro interno diversi contaminanti ambientali, le microplastiche, ma anche molti altri. Se il ghiacciaio fonde, cosa succede? I contaminanti entrano nelle acque di fusione e vanno a contaminare gli ecosistemi vallivi. Sarei io alle sorgenti del fiume Sesia che campiono l'acqua per stimare la presenza di microplastiche che fuoriesce dal ghiacciaio. Le abbiamo trovate? Sì, quasi 5 microplastiche per litro filtrato di acqua di fusione. Ma l'aspetto più interessante è vedere come, man mano che ci si sposta dalle sorgenti fino agli ecosistemi vallivi, le concentrazioni di microplastiche tendono ad aumentare sia per l'apporto della fusione dei ghiacciai, sia per l'apporto degli immissari del corso d'acqua principale, sia per le attività antropiche che vengono a svilupparsi lungo il corso del fiume. Quindi anche i nostri fiumi sono pesantemente contaminati da microplastiche. Fiumi che possono essere condotti direttamente ai ghiacciai, ma anche ecosistemi totalmente lontani dai ghiacciai. Queste 2 mappe ve le ho riportate per mostrarvi come vari, in termini di distribuzione, in termini di concentrazione, la contaminazione a microplastiche negli ecosistemi d'acqua dolce. Il grafico e il planisfero superiore fa riferimento alla contaminazione a microplastiche nelle acque superficiali, dove per acque superficiali faccio riferimento solamente alle acque di fiumi e laghi. Il planisfero inferiore fa riferimento alla contaminazione a microplastiche nei sedimenti degli ecosistemi dulcacquicoli. Mi piace dare i numeri, perché è giusto anche rendere partecipi tutti di come sia molto variabile la contaminazione. Nelle acque dolci la contaminazione a microplastiche varia da 0,003 microplastiche per metro cubo a 3.622.000 microplastiche per metro cubo. È una forbice enorme. E ovviamente questo rappresenta un rischio molto differente per gli organismi che vanno a interagire con queste diverse concentrazioni. Quelle sono le concentrazioni in acqua, queste sotto sono le concentrazioni presenti nei sedimenti. Sembrano di meno, ma ricordiamoci che i sedimenti accumulano
tutte quelle che sono le microplastiche che entrano in acqua e di conseguenza questi numeri sono destinati ad aumentare fondamentalmente. Ricordiamoci anche che non tutte le microplastiche hanno lo stesso destino. I polimeri plastici hanno densità differenti, quindi a seconda della densità del polimero questi possono galleggiare o precipitare e di conseguenza possono cambiare notevolmente i numeri che rappresentano la contaminazione degli ecosistemi. Quali sono le microplastiche principali riscontrate nelle acque? Polietilene e polipropilene. Per quale motivo? Due ragioni principalmente. Polietilene e polipropilene sono i due polimeri più utilizzati per la quotidianità nei nostri materiali a livello globale. Quindi se ne usano tantissime, di conseguenza è ovvio trovare anche questi. Se ne trovano anche tante nelle acque superficiali perché hanno una densità inferiore a quella dell'acqua e di conseguenza, visto che i campionamenti vengono fatti generalmente sulle acque superficiali, è scontato trovarli in maniera preponderante. Le fibre sono la forma prevalente delle microplastiche presenti negli ecosistemi d'acqua dolce e rappresentano più del 50% di tutte le microplastiche. Questo a conferma di quanto è stato introdotto precedentemente. Il lavaggio dei tessuti produce tantissime microfibre. È stato stimato che ogni singolo lavaggio con la lavatrice di un a cestello pieno, circa 6 kg, rilasci 1,5 milioni di microplastiche. Ogni singolo lavaggio. Pensate quante lavatrici facciamo, io al giorno almeno 2 perché ho i bambini piccoli, ma quante lavatrici facciamo ogni singola settimana e nel corso dell'anno? Pensate anche quindi di conseguenza quante microplastiche rilasciamo in ambiente. Aggiungendo le capsule, quei polimeri liquidi eccetera, che poi non sono liquidi ma... Marco, io ci aggiungerei le asciugatrici. Sì. Perché quelle pure producono grandi quantità e accumulano. Accumulano il loro filtro. Sì. C'è la possibilità di prevenire questo? Idealmente stanno predisponendo dei filtri, però i filtri si intasano e devono essere cambiati con regolarità, oppure una strategia potrebbe essere mettere tutto il bucato all'interno di sacchetti in plastica, in nylon, a maglie molto sottili, di modo che non ci sia un rilascio o venga limitato il rilascio di microplastiche all'interno delle acque reflue. Quanti di voi utilizzano quest'ultima strategia? Andiamo avanti. Microplastiche in acqua, acque interne, microplastiche nel suolo, suoli agricoli. Ho fatto un esempio un po' forzato, ma fino a un certo punto, nel senso che i suoli agricoli vengono coperti con dei film in polietilene, adesso stanno sviluppando quelli in PLA per essere bio-based, compostabili, eccetera, che si degradano. Perché coprono i suoli sostanzialmente per prevenire la genesi di malerbe e di conseguenza massimizzare le rese produttive. La degradazione di questi film però rilascia microplastiche. Guardate dove è focalizzato l'hotspot di contaminazione a microplastiche nei suoli agricoli. Sud-est asiatico. È un caso? Relativamente. C'è un bias di campionamento, nel senso che in tante zone nel mondo non sono stati effettuati questi studi. Però ragioniamoci, dal punto di vista dell'agricoltura oggettivamente il rilascio di microplastiche non è assolutamente trascurabile. I film sono la forma prevalente nei suoli agricoli, ma non dimentichiamoci tutti gli altri suoli, dove noi possiamo raccogliere bottiglie, frammenti, tanti altri rifiuti plastici, dove le tipologie principali non saranno assolutamente i film. Gli oceani sono forse gli ecosistemi più interessati dalla contaminazione a microplastiche, ma anche perché abbiamo detto che l'80% di tutte delle plastiche che arrivano dal fiume vanno negli oceani, di conseguenza è la logica conseguenza. Questi sono i risultati di un lavoro pubblicato recentissimamente, a fine 2024, che ha provato a valutare se le stime di contaminazione a microplastiche attualmente a disposizione fossero reali o fossero sottostimate. Gli autori hanno stimato che i dati presenti in letteratura sono sottostimati di 11 volte per le acque superficiali e 15 volte per i sedimenti. Per quale motivo?
perché allo stato attuale le tecniche di isolamento, caratterizzazione, determinazione delle microplastiche non sono così standardizzati, non sono armonizzati e non sono così precisi. Questi sono i numeri normalizzati tenendo conto di tutti questi fattori di incertezza. È stato stimato che mediamente negli oceani galleggino 150.000 microplastiche per metro cubo e nei sedimenti marini 270.000 microplastiche per chilogrammo di sedimento. Quanti erano sui ghiacciai? Dai 74 ai 265. 270.000. Sono tanti. Sono veramente tanti, anche perché sono stati trovati anche nella fossa delle Marianne, meno 11.000 metri sul livello del mare. Quindi è una contaminazione super inclusiva. Le microplastiche sono dappertutto, interagiscono con gli organismi. Tutte allo stesso modo? Ovviamente no. Ci sono diversi fattori che possono andare a far variare quella che è l'interazione tra l'organismo e la risposta dell'organismo alle microplastiche. Ho provato a elencarli molto semplicemente in questa slide, quindi ci sono delle differenze tra diverse specie in termini di ecologia proprio, comportamento animale, diete, taglie d'età che possono incidere sull'ingestione di microplastiche di diversa natura. Ci sono le condizioni ambientali che possono andare a incidere sull'ingestione e gli effetti della contaminazione. Ci sono le proprietà chimiche e fisiche delle microplastiche stesse che incidono sulle risposte indotte nei confronti degli organismi. Vi ho indicato additivi. Abbiamo parlato di polimeri plastici, di materie plastiche, non abbiamo fatto riferimento a questa brutta parola che sono quelli degli additivi. Molti materiali plastici vengono addizionati con qualcosa che li faccia durare di più, che li faccia resistere di più dall'esposizione ai raggi UV e quando si degradano questi additivi possono essere rilasciati. Pensate anche banalmente a tutte le plastiche, una delle principali caratteristiche è non devono prendere fuoco. Quindi all'interno di molti polimeri plastici sono i ritardanti di fiamma. I ritardanti di fiamma sono un problema per la salute degli organismi e per la salute dell'uomo. Sono piccole, sono facilmente ingeribili, possono interagire con i sistemi biologici. Questa è una pulce d'acqua, tanto cara a Branduardi. Forse è il primo contesto in cui qualcuno sa chi è Branduardi, perché lo dico agli studenti e ovviamente conoscono solamente i rapper, i trapper ultimamente. Quindi la pulce d'acqua è un crostaceo d'acqua dolce, i miei colleghi chimici lo chiamano il gamberetto d'acqua dolce, erroneamente parlando. Il tubo che vedete di colore più intenso non è altro che il tubo digerente di questo animaletto pieno zeppo di microplastiche di polistirene rosse che abbiamo somministrato noi perché l'obiettivo di questo lavoro era cercare di capire se l'ingestione di microplastiche potesse determinare degli effetti nei confronti degli organismi. In quanto tempo si è riempito il tubo digerente? Meno di 24 ore. La cosa che fa star bene tutto sommato questi animali è che come le microplastiche entrano, fortunatamente escono, soprattutto se si fornisce del cibo. Noi siamo stati un po' sadici, non gli abbiamo fornito cibo perché volevamo vedere degli effetti negativi, erano i primi studi. Il comitato bioetico era stato informato? Sono invertebrati, quindi non serve, perché tutti gli invertebrati, a parte i cefalopodi, che provano, che hanno sentimenti, possono essere seviziati come vogliono. È un paradosso, lo so. Anche gli embrioni di pesce fino a 96 ore prima che aprono la bocca sono considerati invertebrati. Cavilli normativi. Le due immagini a destra non sono altro che degli spaccati fatti al microscopio elettronico a scansione che dimostrano come nel tubo digerente di questo individuo siano presenti quelle palline che sono le microplastiche che abbiamo fornito loro. Dopo l'ingestione cosa può succedere? In letteratura scientifica c'è tutto e il contrario di tutto riguardo i potenziali effetti delle microplastiche. Ho riassunto questo concetto con elevata variabilità di risposta, nel senso che non essendoci una standardizzazione, un'armonizzazione di protocolli sperimentali, ognuno fa quello che vuole, somministra quello che vuole, agli animali che vuole, alle concentrazioni che vuole e ovviamente è tutto difforme. Ciò nonostante si può riassumere il tutto con questi tre
punti, ossia l'esposizione alle microplastiche può determinare effetti fisico-meccanici, quindi occlusioni dell'apparato digerente, danni fisici, lesioni tissutali, effetti a livello fisiologico, induzione dello stress ossidativo, neurotossicità, alterazioni della crescita, ed effetti comportamentali, come alterazioni delle preferenze trofiche, cerco di mangiare qualcos'altro perché ho la pancia piena di plastica, mi riproduco di meno perché avendo la pancia piena di plastica ho meno energia per fare le uova, subisco delle alterazioni al movimento perché ho la pancia piena, quindi peso di più e mi muovo di meno, oppure nel caso delle fibre, le fibre mi si attaccano intorno alle antenne e quindi mi viene impedito il movimento. Gli effetti sono molto variabili e dipendono da tanti fattori, riconducibili sia alla microplastica stessa, sia agli organismi. Ho gli ultimi 5 minuti, anche se sono fuori in verità, ma è il terrorismo vero questo. Interazione microplastiche-uomo. 4 anni fa praticamente è uscita sui giornali questa notizia che noi ogni settimana ingeriamo tra 0,1 e 5 grammi di microplastiche. 5 grammi di microplastiche non era altro che il corrispettivo di una carta di credito. Altri autori hanno stimato che ogni anno noi ingeriamo il corrispettivo di 50 buste di plastica sotto forma di microplastiche. Questi dati sono veritieri? In verità li hanno confutati, soprattutto quello che riguardava le tessere del bancomat, perché non erano stati considerati diversi fattori. A parte questi dati, veritieri, confutabili, eccetera, è innegabile che noi ogni giorno ingeriamo plastica. Sfido chiunque a dirmi che non ha mai masticato il tappino della penna Bic che bacchettava sulla cattedra, eccetera. La microplastica è presente in tutti gli alimenti, bevande incluse. L'hanno trovata nell'acqua di rubinetto, nelle acque potabili, nell'acqua in bottiglia, il sale da cucina, questo è abbastanza ovvio, deriva dalla evaporazione dell'acqua di mare, l'acqua di mare è piena di microplastiche e di conseguenza. E è stato stimato che in Indonesia l'assunzione alimentare pro capite di microplastiche si attesti a 15 grammi mensili. Sono tantissimi, ma ricordiamoci anche che l'Indonesia, come tutto il sud-est asiatico, non ha un sistema di gestione del rifiuto plastico molto efficiente. E facciamo l'ultima parte di terrorismo. L'esposizione alle microplastiche da parte dell'aria e della dieta è aumentata di oltre 6 volte dal 1990 al 2018, in corrispondenza di quello che è il trend di produzione, utilizzo e consumo di materie plastiche. Che effetti fanno le microplastiche nei confronti della salute umana? Questo, il dibattito è ancora aperto, apertissimo, anche se le notizie stanno aumentando notevolmente. Dove abbiamo trovato polimeri plastici? Parlo di polimeri perché non sono solo microplastiche, ma probabilmente sono più nanoplastiche. Sangue, trombi, quindi apparato cardiocircolatorio, nella placenta, nel latte materno. È notizia recente di plastica, tanta plastica nel cervello. Quindi la plastica è un costituente abituale all'interno del nostro corpo. E iniziano a emergere le prime evidenze, attraverso studi correlativi, di come la presenza di microplastiche nel nostro organismo possa determinare diverse tipologie di effetto. Al momento sono tutti indicazioni a cui fare attenzione, da prendere come riferimento, ma senza creare allarmismo, perché sono tutti studi creati su base correlativa ed è ancora da definire quello che è il nesso causa-effetto, ossia la presenza di microplastiche determina veramente la neurotossicità o la carcinogenesi. Ci sono troppi fattori confondenti e dal punto di vista sperimentale non è così semplice andare a valutare se effettivamente le microplastiche sono le responsabili oppure no. Facciamo un esempio: l'ala sinistra è il gruppo di controllo, l'ala destra verrà esposta alle microplastiche. Chi è contento? Solo il gruppo di controllo, fondamentalmente. Chiudo con quello che in verità è già stato detto. Cosa possiamo fare? Migliorare i nostri comportamenti. Il problema delle plastiche è la gestione del rifiuto a fine vita. Quindi riutilizzo, riduzione, recupero, riciclaggio delle materie plastiche sono tutti dei processi
discretamente facili da fare, che però possono prevenire e ridurre l'esposizione agli organismi e all'uomo. Ho lanciato una provocazione: politiche ambientali, se non altro perché provengo e afferisco da un Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, e mi piace pensare che i dati che noi otteniamo come ecologi servano a creare delle politiche che limitino la presenza di plastica in ambiente, così come di altri contaminanti. Informazione e sensibilizzazione. Questo è il punto chiave che noi stiamo cercando di fare, partendo dai giovani, dai bambini, se non altro perché per esasperazione ti fanno entrare i concetti in testa e ti aiutano a migliorare i comportamenti che noi da adulti facciamo fatica magari a cambiare. Ho sforato e ve ne chiedo scusa. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Marco, abbiamo il tempo, veramente vi ringrazio tutti e due per essere stati in tempi ragionevoli. Tu sei sforato un minutino, ma insomma ce l'abbiamo fatta. Sono solo le 7:10 e abbiamo quindi un po' di tempo per un dibattito, per sentire se ci sono curiosità, proposte, richieste di chiarimento e quant'altro. Prego. Io sono medico in pensione dall'ospedale dove ho lavorato 40 anni. Di recente mi sono imbattuto in uno studio dell'Università di Napoli, guidata dal professor Paulisso, che è un internista, in cui diceva di evidenze di microplastiche nelle placche aterosclerotiche dei vasi carotidei che aumentano il tasso di infiammazione, quindi la possibilità che queste placche si stacchino, vadano a occludere i vasi cerebrali e causare ictus, così come infarti a livello coronarico. Quindi c'è già una dimostrazione, direi, istopatologica, oltre che emodinamica, di questo effetto negativo, e che si aggiunge ai killer noti, colesterolo, HDL, trigliceridi, che già sono quelli che per ora vengono monitorati e curati, ma con questa situazione non so cosa ci sarà da fare. C'è una considerazione ulteriore da fare, secondo me, nel senso che l'articolo a cui fa riferimento è stato forse il primo che ha messo in evidenza una relazione tra la presenza di polimeri plastici, microplastiche e una potenziale patologia. Se dovessi fare l'avvocato del diavolo, vorrei essere un pochettino più certo che quello che hanno individuato come potenziali plastiche all'interno delle placche fossero effettivamente plastiche, perché non è così semplice andare a individuarlo. È lo stesso problema che era emerso quando hanno trovato per la prima volta nel 2022 la presenza di polimeri plastici all'interno del sangue. Tutti i giornali hanno titolato "Plastiche nel sangue", abbiamo letto l'articolo, hanno utilizzato una tecnica distruttiva che non può dirti se sono micro nano, sono polimeri plastici. Le informazioni un po' strane riguardano il fatto che usando questa tecnica distruttiva, se non si pulisce molto bene il campione, ci sono tante molecole confondenti che spesso vengono confuse nell'identificazione con plastiche, e di conseguenza sono sempre dei grossi punti di domanda quando si parla di presenza di microplastiche nell'uomo in tessuti molto difficili da però nelle placche aterosclerotiche è l'anatomopatologo, l'istopatologo, Sì, ma non è che va il problema è che a noi rintracciare. ancora, soprattutto quando hanno certe dimensioni, non siamo in grado nemmeno di, come dire, di rivelarle una serie di cose. I tagli che hanno fatto mostrano come se ci fosse un qualcosa di esterno, però non sono stati in grado di definire con certezza che quello fosse un polimero plastico. Però in questo studio lo davano per assodato, che erano microplastiche. Faccio solamente un ulteriore esempio di come in letteratura scientifica ci sia tutto il contrario di tutto. Il mese scorso sulla rivista più autorevole del mondo accademico, è Nature, è stato pubblicato questo articolo che dimostrava la presenza di
microplastiche nel cervello Sì, umano sì. e parlavano di 25 grammi di microplastiche nel cervello umano. Ero in funivia, mi chiama il mio collega chimico e dico ma siamo sicuri, com'è possibile? Alla fine ci si è resi conto della sovrastima, perché sostanzialmente avevano fatto questa tecnica distruttiva senza pulire il campione. I grassi, quando vengono a bruciare, vengono bombardati ad alta intensità, creano dei picchi simili a quelli del polietilene. Quindi hanno trovato una quantità molto elevata, ma probabilmente sono degli artefatti. Infatti dicevano il cervello ha 10 volte i livelli più elevati di plastica rispetto al fegato. Sono proprio Che sembra un po' ma sono le differenze che ci sono in termini di lipidi tra i due organi. Quindi sicuramente ci sono, non lo nego. No, Quante siano è difficilissimo dirlo, perché dal punto di vista analitico sono analisi veramente complesse. Ok. Però questo per noi è un bene, perché abbiamo da lavorare. Sì, ma io vorrei soltanto aggiungere, a parte che sono d'accordo, conoscevo solo il primo degli studi, non l'altro. Io volevo aggiungere una cosa. Io, quando è stato? 1 anno e mezzo fa, mi è stato chiesto di fare una cosa, non sulle microplastiche, ma su una cosa molto simile, a un convegno di urologi. Me l'ha chiesto il mio urologo è uno che mi conosce così intimamente e personalmente, a cui non si può dire di no, quindi immagina se non ci sono andato. Le 4 persone che hanno parlato prima di me erano microbiologi, andrologi, altre cose, eccetera. La parola più detta durante questi 4 interventi non è stata né prostata né altre cose, ma è stata microplastiche, perché nel liquido seminale sembra che sia un'altra dei posti dove le cose, tanto che ormai vengono effettuati delle correlazioni fra fertilità e queste cose, eccetera. Ora, io concordo assolutamente con quello che ha detto, eccetera, cioè che di base ci sono e non si può discutere. D'altro canto, se io sparo roba da 2 nanometri nell'aria dai miei pneumatici, la respiro, non c'è dubbio che la respiro. Quindi è chiaro che la devo trovare, su questo non ho assolutamente dubbio. Ma di qua a fare correlazioni è simile alla correlazione che ho fatto io all'inizio, cioè che si è raggiunto 1 milione di tonnellate perché sono nato io e si è raggiunto 50 milioni di tonnellate perché ho scritto il primo articolo, cose eccetera. Il problema dei big data, come si dice in questi casi, è proprio questo: il fatto che sono successi 2 avvenimenti non necessariamente hanno una correlazione, eccetera. E ricordo a tutti che i polimeri esistono in natura. Come ho detto, la cellulosa, i grassi, il DNA, eccetera, sono polimeri e sono fatti da catene di carbonio. Se io vado a fare una tecnica per cui cerco il carbonio, una catena di carbonio, quel pezzo di catena di carbonio che io ho trovato viene dal polietilene, viene da un grasso, viene da una proteina, eccetera, eccetera. Tutto questo bisogna mettere cose, che è la difficoltà della medicina, poi è inutile che ci facciamo 1000 illusioni, eccetera. Dopodiché, in generale, il problema delle materie plastiche di oggi rientra in quel grande, terribile triangolo che sono i rapporti fra l'uomo, il materiale e l'energia, che è il modo che abbiamo avuto però per crescere negli ultimi 2, 3.000, 5.000, 10.000 anni. Per fare energia produciamo CO2 antropogenica, a parte tutto quello che buttiamo nei fumi e che respiriamo. Abbiamo attraversato la crisi del piombo, abbiamo attraversato la crisi dell'amianto. Fra poco si scoprirà che nemmeno il cemento fa tanto bene. Cominciano a uscire molti articoli su questo argomento, eccetera, eccetera. Cioè, tutte le volte che noi creiamo fra virgolette, ci inventiamo qualcosa che modifica i rapporti fra noi intendo essere umano, e il resto della natura, perché il cemento non esisteva, l'amianto esisteva sotto altra forma, il piombo non lo usavamo nei piatti, eccetera, eccetera, le microplastiche che ci sono, eccetera, eccetera. Continuiamo a bruciare petrolio, ma anche se bruciamo alberi è la stessa cosa, perché comunque facciamo CO che va nell'aria e altre cose. Alteriamo quell'equilibrio che c'è in natura
e creiamo degli squilibri per cui alla fine tutto va a finire o in chi respira e mangia qualunque cosa, come lui diceva mangia, io aggiungo respira perché non c'è dubbio che è così, e tutto quello che possiamo mangiare e respirare poi alla fine ce lo ritroviamo dentro sotto qualche forma, eccetera. Per questo io ho insistito all'inizio sul discorso micro e nano. E infine fatemi fare una cosa, come dire, abbastanza polemica, polemica, sto dicendo la verità. Ho letto uno studio di un gruppo di ricercatori italiani che hanno trovato di tutto nel sangue, tranne un polimero che io mi aspettavo trovassero facilmente. Poi nell'ultimo rigo, dove c'erano gli acknowledgement, i ringraziamenti, eccetera, ho scoperto che a finanziare quella ricerca era un'azienda che usava quel polimero che non ho trovato. Ora, è chiaro che è un fatto casuale, anche questo, diciamo, rientra in questo grande mondo delle incertezze, però è chiaro che un problema esiste, che ancora le correlazioni sono da titoli sui giornali, fondamentalmente, questo eccetera, ma che è difficile che non ci siano, aggiungo io, che faccio, come dire, in questo coso, come dire, il difensore della cosa. D'altro canto, ripeto, tutti i materiali e tutte le forme di energia ci hanno regalato queste cose, che dipendono essenzialmente dal fatto che ne sappiamo sempre di più, che abbiamo strumenti sempre più accurati per fare queste misure. Io dico sempre agli studenti che se Dalton avesse avuto gli strumenti che abbiamo noi, la legge dei gas perfetti non sarebbe mai stata trovata e sarebbe stato un disastro, perché la usiamo per qualunque cosa. Quindi è chiaro che tutte queste cose ci danno una conoscenza maggiore e di base, come tutti i materiali, come tutte le forme di energia, è sicuramente pericolosa. Quando si tratta di salute umana è la stessa cosa che per cui mia moglie mi ha impedito di mangiare uova per tanti anni, pur non avendo il colesterolo perché ce l'ha lei, e l'altra volta ho letto un articolo e altre cose eccetera, mangiatene sino a 8 al giorno perché non vi fa male. Allora, non vorrei che fra 6 o 7 anni ci diranno di inalare microplastiche e nanoplastiche, però è probabile che a poco questo quadro si chiarirà. E non solo a quelle 4R, che è un vecchio cavallo di battaglia di tutti quelli che hanno fatto plastica e ambiente nel tempo, ne aggiungerei un altro che è ovviamente i sistemi bio-based e biodegradabili, se non altro perché non interagiscono all'inizio sulla cosa del polimero. Grazie Franco, io vorrei farvi però una domanda, adesso un attimo solo, vorrei farvi una domanda di carattere generale, cioè noi stiamo dicendo in qualche modo noi veniamo inquinati da queste sostanze, non sappiamo quanto, non sappiamo esattamente per quanto tempo e che male fanno queste cose, questo non lo so, ma sicuramente sono oggetti. E qui tu dici ne accumuliamo. Il problema che io vi pongo è generale, cioè in realtà dai dati che voi stessi avete citato, noi stiamo ancora andando ad accumulo diciamo planetario delle materie plastiche, cioè non siamo arrivati a plateau, diciamo, nella curva, non siamo arrivati a regime, tanto ne immettiamo nell'ambiente quanto ne distruggiamo o ne distruggiamo una parte equivalente, quindi siamo ancora in fase di accumulo. Questo significa che dobbiamo prevedere che questa situazione è destinata ad aggravarsi. A questo punto, secondo me, dovrebbe esserci, e qui c'era questa ultima tua slide, quando dici una regolamentazione, a questo punto si imporrebbe a livello di ONU, a livello di Nazioni Unite, una regolamentazione sulla produzione, quantomeno sulla riduzione della produzione delle materie plastiche in favore del riciclo, perché altrimenti veramente noi saremo a un certo punto soffocati dalle materie plastiche. Diciamo, le nostre collettività non potranno più fare programmazioni su se stesse proprio per le patologie indotte da questo tipo di cose. Quindi secondo me occorrono, come dire, regolamentazioni di altissimo livello, non soltanto
la provincia di Vicenza, che impedisce la produzione e l'utilizzazione di alcuni inquinanti di cui parleremo la prossima volta, ma non soltanto decisioni locali, perché il livello del problema è planetario. Non so se siete d'accordo su Dicevo questo. all'inizio che le microplastiche eccetera non hanno passaporto, esattamente come la CO2 non ha passaporto. Ora, per quello che io ne so, soltanto l'Unione Europea ha cominciato a dare un minimo di regolamentazione. Vi ho detto, si toglieranno tutte le volontarie nel giro di 2 anni, sicuramente verranno diminuite quelle semplicemente perché ci sta lavorando l'industria per quanto riguarda pneumatici e vernici, ma tutto quello che succede nel resto del mondo e i 7 grandi fiumi che ci portano tutto sul coso eccetera sono ingestiti e ingestibili dall'Unione Europea su questa cosa. Il sud-est asiatico è la stessa identica cosa di quando si è tentato di fare una, come diceva il professor Silvestri, una regolamentazione mondiale sulla CO2, no? Alcuni paesi hanno detto, beh, voi vi siete arricchiti con la CO2, ora ci vogliamo arricchire anche noi, continuando a usarla. Sono usciti soltanto l'Unione Europea e la Cina hanno fatto delle regolamentazioni sulla CO2, ma la CO2 che arriva dall'Indonesia o dagli Stati Uniti o dall'India, i più grandi produttori di CO2 nel mondo sono gli Stati Uniti, il Brasile, l'India e la Cina. Il fatto che l'Europa, che ne faceva l'8 o il 10%, tagli quell'8 o 10%, taglierà l'8 o 10% di tutto il mondo quando gli altri stanno continuando a crescere. Oltre che l'Europa c'è solo la Cina che sta cominciando a diminuire la quantità di CO2. Dico CO2 perché su quelle ci sono dati decisamente più vecchi, altre cose eccetera. La Cina lo sta facendo essenzialmente perché è riuscita a inventarsi tecnologie, perché aveva meno petrolio, eccetera, eccetera. Gli altri paesi su cui stanno investendo sono i grandi produttori di petrolio della zona dell'Arabia, altre cose eccetera, con la filosofia di beh, il petrolio ve lo vendiamo a voi, noi coi soldi ci facciamo le energie alternative, perché di questo. Però come la CO2 gira in giro per il mondo, continueranno a girare le microplastiche, perché il pneumatico che sta girando in Croazia, che è fuori dall'Unione Europea credo, che gira in Italia dà esattamente la stessa quantità di nanoplastiche. Noi possiamo togliere quello che c'è dall'Italia, forse dalla Francia, dalla Germania, ma quello che viene dalla Lettonia, dall'Estonia e dalla Bielorussia ce lo continueremo a respirare. Scusa, se posso aggiungere una cosa rapidissima. Ricordiamoci anche che tutte queste nuove normative noi le applichiamo ai prodotti di nuova formulazione. Certo, e tutto quello che c'è già in ambiente oggettivamente questo è incontrollabile, ce lo teniamo e verrà. È quello che si chiama accumulo, perché sono 70 anni che ci sono quelle cose. E poi adesso sulle plastiche a fine vita la direttiva SUP a livello europeo sta iniziando ad agire, quindi i potofioc non possono più essere, le cannucce eccetera. Dal punto di vista delle microplastiche si sta iniziando a lavorarci, ma l'industria ha delle deroghe, perché l'industria cosmetica è estremamente ricca di microplastiche e mentre molti altri settori hanno l'obbligo di ridurre l'utilizzo e il rilascio di microplastiche entro il 2026, se non ricordo male, l'industria cosmetica ha 10 anni in più. Arriverà al 2030. Forse adesso riusciremo a dare la parola a questo. Abbiamo detto che queste riunioni sono un po' fuori dai temi che normalmente vengono trattati qui, però c'è un tema che si può correlare a questo della plastica, perché la plastica è figlia del petrolio, dei combustibili fossili. E lo sviluppo storico della plastica si è basata sui combustibili fossili, in particolare il petrolio e poi adesso anche il gas. Vabbè, anche Ma solo il 98%. sì, no, vabbè. No, voglio dire, quindi
diciamo, per la mia mentalità, per la mia cultura, c'è sempre il motivo economico del profitto che genera anche i prodotti della tecnologia. E la plastica è strettamente correlata al profitto che si ricava dall'estrazione di questi fossili. Nel momento in cui, tra 100 anni, tra 1000 anni, non so quando, questi fossili si esauriranno, l'umanità avrà sempre bisogno di qualcosa di simile alla plastica, perché abbiamo scoperto che alla plastica non possiamo rinunciare, o perlomeno all'utilizzo che ne è stato fatto della plastica non ne possiamo rinunciare. Cosa si vuole preparare per sostituire la plastica fondata che viene estratta, viene creata basandosi su questo combustible con altri materiali? Ecco. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che volevo fare, la prima non era tanto una domanda, era tanto un approfondimento storico, economico, tecnologico, tra profitto, tipo di materiale estratto e materiale che la tecnologia produce. La seconda domanda è, visto che queste plastiche, scusate, ho un problema di gola, queste plastiche diventano sempre più piccole, sempre più nane, grazie al sole, fondamentalmente al sole. Che speranza abbiamo? Grazie. Che speranza abbiamo che i nostri pronipoti non troveranno più questi escrementi tecnologici nell'ambiente? Tanto potremmo spegnere il sole, però quello non funziona. Ah sì, scusa. Interrogo con lo sguardo l'assemblea. Prego. Grazie per le vostre relazioni, veramente molto interessanti. Ho preso diversi appunti. Io insegno l'economia dello sviluppo, ma non entro, diciamo, nelle tematiche della geopolitica economica, energetica, eccetera. Una domanda proprio da privato. Io credo molto nei comportamenti, ovviamente, oltre che nelle grandi regolazioni internazionali. A proposito di comportamenti, domanda proprio da consumatore: le padelle antiaderenti le buttiamo via, le usiamo, le puliamo, come le usiamo? Ecco, quasi arrossisco al pensiero. Ecco, lascio. Plastiche, perché l'antiaderenza è fatta da un polimero che si chiama perfluoretilene, altre cose eccetera, e quindi vabbè, finiamo le domande. Plastica e fast. Se ci sono altre richieste di intervento. Sì, vorrei fare un esempio che è una fotografia di come si cerca o non si cercano delle soluzioni attraverso tutti i problemi che avete mostrato. Diversi supermercati, non dico i quali, a Parigi in particolare, impediscono l'uso dei sacchetti di plastica di qualsiasi tipo, mentre vendono più della metà delle cose sotto plastica. Cioè questa è una fotografia delle contraddizioni enormi di questo problema. Cioè di un lato si cerca di ammettere che c'è un problema, ma non si cerca per niente di risolvere realmente, razionalmente. Perché razionalmente sarebbe tutto sommato di considerare l'uso dei sacchetti di plastica meno pericolosi rispetto al 50% del cibo sotto plastica, dall'insalata al pane, a alcuni formaggi, eccetera, eccetera. La seconda osservazione che volevo fare è sul piano simbolico. La plastica, mi riferisco a un articolo molto vecchio di Roland Barthes, che era un studioso di sociologia, di semiotica, che è morto negli anni '80. Nel libro molto famoso anche in Italia, di Roland Barthes, che si chiama Mythologie, ha scritto un articolo sulla plastica. Questo nel 1957, è stato pubblicato, se non sbaglio, nel 1957. Ora, questo articolo di Roland Barthes è ambiguo, nel senso che lui ha una visione abbastanza critica
con criteri che non sono scientifici, che sono di tipo simbolici. Ora, malgrado il fatto che Roland Barthes era considerato un uomo di sinistra, progressista, eccetera, eccetera, è stato in modo regolare, anche dopo la morte, attaccato perché attaccava la plastica. Questo è un fatto interessante dal punto di vista simbolico, perché la plastica rappresenta la modernità. E attaccare la plastica era essere in qualche modo antimoderno. Ecco, questa era solo queste due osservazioni che sono Vediamo un se po' ci fuori. sono altre richieste di intervento. Bene, allora prima di dare la parola... Ah, prego. Ok, io prima di dare la parola... È un problema, c'è un problema di gerarchie. Secondo me in materia prima viene la scienza. Una volta stabilito questo, che si danno delle indicazioni, poi il vero problema è la politica. Se per esempio la differenziazione che io ho imparato a fare questa settimana, perché a Palermo l'ha differenziata nel centro storico, che è un produttore di materiali veramente straordinari, si producono tonnellate di cartone, pensate a tutti gli immigrati, queste cose, questi prodotti che arrivano. Se si stabilisce che la differenziata è una cosa da fare perché è utile, e la scienza lo ha detto già da tempo, e a Palermo, per esempio, in queste città si aspetta 30 anni per poter fare questa cosa, è un patto di responsabilità politica. Se si dice il CO2 noi ne produciamo, l'Europa, anche se l'abolisse completamente, è soltanto il 10%, perché poi tutti gli altri stati. Ma non è una ragione, politicamente, non è una ragione perché l'Europa continua a produrla. Cioè perché l'esempio forse il CO2 proprio, che è stato che quando la produceva moltissimo la Cina, si è visto che l'esempio dell'Europa, che in ogni caso è già un vantaggio che non ne produca, sto facendo una cosa di CO2 per dire qualsiasi altra cosa dannosa, perché poi si è visto che la Cina, che era la più grande produttrice, ha ridotto questa produzione. E anche questi sono fatti politici, perché se i politici sono negazionisti e mi dicono che non c'è un problema ambientale, e lo dicono, lo sostengono, e dicono che è stata una stronzata quella di metterci il tappo, che è una cosa europea, il tappo delle bottiglie, mentre invece risulta dai dati che è un forte produttore il tappo di plastica, che certamente non va nella direzione giusta. Questo, al fondo c'è questa sordità della politica e anche degli organismi poi internazionali, che sono quelli più autorevoli, che è un problema uguale e parallelo a quello delle microplastiche, perché la politica dovrebbe fare la sua parte, ma se la politica è quella che nega che ci sia un problema dell'ambiente, perché sono tutte, non so se avete idea a chi mi riferisco, uno come Salvini per esempio, un negazionista, ma lui l'ha fatto il discorso sul tappo della bottiglia, quelli sono che pigliano le misure alle vongole, ha detto l'Europa serve a prendere le misure delle vongole e dire che le nostre vongole, dei nostri produttori di vongole del Veneto, sono le migliori, e invece loro dicono che sono troppo piccole, oppure si riducono a cose di questo settore, di questa dimensione. Cioè io penso che veramente il problema è scientifico di arrivare a delle cose certe, cioè per ora molte cose sono vaghe sui danni, comunque questo è il primo stadio, ma il secondo stadio è quello della politica, cioè la politica rispetto alla scienza non può essere negazionista e dirci che la Terra è piatta, perché altrimenti rischiamo che abbia ragione il signore di cui parlavo all'inizio. Se Trump ha chiuso i fondi ad Harvard può anche essere questa cosa. E a questo punto non vedo altre richieste di intervento.
Io sono assolutamente d'accordo sul fatto, l'avevo detto anche prima, che occorre una regia molto più alta per cercare di contenere questo fenomeno, ma non mette bene, insomma, dobbiamo dircelo, non possiamo essere in questo momento molto ottimisti. Mi limiterei soltanto a una citazione del film Bianca di Nanni Moretti, in cui si faceva la battuta "continuiamo a farci del male". Prego. Io volevo prima rispondere puntualmente alle due cose, poi mi avventurerò anche io in un piccolo discorso politico. Allora, prima domanda, una lo dicevo io, lo diceva anche Parolini nell'ultima slide. Il riciclo per la plastica, ma per tutti i materiali, è il cuore da cui bisogna partire. Vi faccio un esempio che non è con la plastica. Per fare una lattina di birra o di Sprite o di quello che volete, bisogna andare da qualche parte, scavare una miniera e prendere un materiale che si chiama bauxite, prendere questa bauxite, portarla in un impianto elettrometallurgico, dargli una quantità di corrente impressionante, temperature elevatissime e recuperi l'alluminio. Poi l'alluminio lo porto da qualche altra parte, faccio la striscia d'alluminio e faccio la cosa, d'accordo? Se quella come si chiama, lattina, la prendo e la rimetto in circolo, parto solo da dove si fa la lattina, non so se è chiaro, cioè separo tutto quel pezzo. Se invece non la riciclo devo ripartire dalla bauxite. La stessa cosa vale per la plastica, quindi diminuirei la quantità di petrolio che si usa. Chi è il grande nemico del riciclo? È il PIL, perché se io faccio tutto quel giro, cioè parto dalla bauxite o dal petrolio e arrivo alla lattina o alla bottiglia, il PIL cresce e quella si chiama economia lineare. Se io faccio il riciclo, il PIL non cresce, perché perdo tutto il pezzo iniziale. Allora, fin quando noi la civiltà, il benessere, eccetera, lo misureremo in PIL, il riciclo è un problema. Sto dicendo una cosa che è difficile, però è così. È la prima cosa. Certo, questo significa. La seconda cosa, i polimeri, come ho detto, esistono in natura, sono catene lunghe. Qualunque sostanza naturale può darci un polimero. C'è una piccola azienda siciliana che fa polimeri, aggeggi di moda, per capirci, borsette, eccetera, eccetera, a partire dal pastazzo d'arancia. Altri le fanno dalle pale dei fichi d'India, dai gusci dei gamberi, da tutto quello, purché ci sia una catena lunga, eccetera, eccetera, possiamo fare cose. È chiaro che un discorso è fare la borsetta, eccetera, un discorso è sostituire 400 milioni di tonnellate, che diminuiranno di sicuro perché a un certo punto quella roba calerà e ne basteranno 350 milioni. Solo il medicale ne piglia fra i 50 e i 60 milioni di tonnellate, e a quello direi di non rinunciarci, almeno fino a quando mi servono i cateteri, poi voi decidete voi cosa fare. Allora, l'altra grande cosa c'è, ripeto, quindi sono le fonti naturali. Le fonti naturali cambiano però, e torniamo alla politica, cambia totalmente il paradigma della globalizzazione, perché le fonti naturali sono distribuite, sino a un certo punto, perché sapete chi sono i grandi oppositori di Trump e alla politica non bio di Trump? Sono i grandi farmers del centro degli Stati Uniti, che producono tutto quello zucchero da cui si fa il polimero biodegradabile più noto, che si chiama polilactic acid, PLA, e che viene dallo zucchero quello non combustibile per altre cose, eccetera. Però è chiaro che io devo cambiare totalmente il paradigma industriale. Non si fanno più gli impianti da 500.000 tonnellate, che sono stato per un disastro, perché appena si sfasciano ovviamente si blocca tutto, ma ci vuole una serie di impianti industriali diciamo localizzati, forse la parola più corretta è glocal più che local, anche perché nel momento in cui mi devo cominciare a trasferire da un impianto, da una cosa a una cosa che si chiama ora bioraffineria, dove faccio i biopolimeri, carote e Arundo Donax e canne, il bilancio economico, ma anche ambientale,
Perché se io sto facendo una cosa senza CO2 e poi adopero 880.000 camion per portare le carote o altre cose eccetera da qualche altra parte, sto sbagliando tutto, e quindi cosa succede? Sì, è chiaro. Dopodiché oggi un polimero biodegradabile costa 3 volte un polimero sintetico. Quando parlava di agricoltura così, eccetera, i teli di pacciamatura, che è quello di cui parlava, i teli che si mettono sotto, i teli di serra, quelli vengono regolarmente riciclati, non è un problema. Sono concentrati in piccole zone, si raccolgono facilmente, sono abbastanza buoni, eccetera. Il problema sono quelli che si mettono a terra, soprattutto se sono neri, che sono i teli pacciamanti. Il telo pacciamante, che non c'è bisogno di portarsi via, ma si mescola e diventa compost, si vendono ormai da 7-8 anni. La Spagna ne consuma una quantità enorme, in Italia costa il triplo e non si usa. E così abbiamo dato un conto. Io con una grossissima azienda siciliana, esistono per fortuna anche quelle, stiamo facendo tutti i sistemi di irrigazione in polimero bio-based e biodegradabile, per cui ogni 3 mesi si cambia tutto il sistema di irrigazione, perché così funzionano le cose, quelle manichette sottili che c'è, eccetera. In questo caso non ci vuole dire niente, quando passa il trattore, trattura tutto, è compostabile in suolo, quindi quello diventa compost lì dentro. Mi fa un po' ridere che uno dei committenti di questa ricerca è un grossissimo produttore che sta in Umbria e che è la Philip Morris, per cui non produce CO2, per cui non ci fa morire con la CO2, però produce il tabacco delle sigarette. Ma questi sono problemi ormai di comunicazione e di marketing, no? Che fanno un po' ridere su questa cosa, eccetera. L'ultima cosa la volevo dire, ma ha già risposto Pino. È chiaro che la politica è l'altro pilastro dell'architrave con la scienza. In qualche modo io addirittura dico che la politica sta sopra la scienza. Il fatto vero, l'acqua potabile e i potabilizzatori? Sì. Sì, però una cosa eccetera. Dico, non c'è bisogno di Salvini. Sì, infatti non parlo di... Sulla CO2 anche Zichichi qualche anno fa disse che non è vero. Quindi qualche problemuccio anche fra gli scienziati c'è su questo discorso. E dipende anche da chi è il committente. Come ho detto più volte, non dico più niente, se no il professore Silvestri non mi darebbe più la parola a vita. Lo scienziato spesso è una puttana, dove arrivano i soldi, purché abbia soldi fa la ricerca. Sulla puttana si è un po' preoccupato. No, io non mi preoccupo, scusa un attimo, soltanto voglio dire che del problema della potabilizzazione e soprattutto della fornitura di un'acqua priva di questo tipo di sostanze parleremo la prossima volta con i PFAS, perché gli PFAS sono degli inquinanti tipici delle acque e quindi parleremo anche di questo, quindi parleremo su questa materia in seguito. Prego, professore Pavlini. No, io non ho niente da aggiungere. Non hai niente da aggiungere, sei contento così? Sono le 8:15 e vi ringrazio tutti, siete stati molto collaborativi, attenti, sono contento, è stata una riunione secondo me, certo, non sono io che devo fare i complimenti a questa riunione, certamente sono contento per come si è svolta questa riunione e le cose che si sono dette. Quindi vi ringrazio tutti e ci vediamo la prossima volta.